Premessi anche da parte mia gli auguri di buon compleanno al vicepresidente Dozzato, devo dire che in occasione di questa importante iniziativa culturale che si tiene in Villa Contarini è per me naturalmente un grande piacere poter dare a tutti voi, visto che si tratta di un'iniziativa culturale in particolare che parla della pittura, poter dare a tutti voi il benvenuto nella città natale di Andrea Mantegna, e cioè il genio della pittura rinascimentale. Devo dire che colgo con piacere questa iniziativa proposta dalla Regione Veneto e voglio ritenere insomma che il fatto che la Regione Veneto abbia scelto Piazzolla sul Brenta per tenere questa iniziativa rappresenti un ulteriore tributo all'arte, a quanto prodotto appunto dal cittadino, dal figlio più illustre di Piazzolla sul Brenta. Devo anche dire che il fatto che da parte della Regione Veneto, in questo senso devo dare atto in particolar luogo al vicepresidente Dozzato, al dottor Tavaro, ma a tutta la direzione culturale della Regione Veneto, il fatto che in questi ultimi anni vengano riproposti in maniera sempre più frequente iniziative all'interno di questo scenario di Villa Contarini sta a significare che da parte della Regione Veneto, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, cioè della comunità piazzolese, la Regione ha saputo cogliere al meglio quello che era l'auspicio formulato da Piazzolla sul Brenta 7 anni fa, quando cioè per la prima volta nella sua storia plurisecolare la Villa Contarini da proprietà privata diventava di proprietà pubblica, quindi patrimonio per certi aspetti di tutti noi. E cioè l'auspicio era quello che potesse rappresentare lo scenario ideale per organizzare e tenere tante iniziative culturali. Dopo 7 anni, tutto sommato un tempo sufficientemente ampio per incominciare a tirare qualche bilancio, devo dare atto alla Regione di essere stata, come dire, di parola e quindi di aver saputo valorizzare per quanto possibile un monumento così importante che abbiamo ereditato dalla nostra storia. E questo un aspetto per Piazzolla importante sia sul versante culturale, appunto perché rappresentare, far conoscere ulteriormente Villa Contarini per noi naturalmente è motivo di orgoglio in quanto cittadini piazzolesi, perché Villa Contarini assieme ad altre cose che comunque organizziamo a Piazzolla, penso al mercatino dell'antiquariato che ogni fine mese porta a Piazzolla 700-800 espositori, ma penso anche ai concerti estivi che organizziamo peraltro anche grazie all'apporto della Regione Veneto, sono tutte iniziative che consentono di promuovere il nome di Piazzolla sul Brenta, che sono tutte iniziative che consentono di far conoscere la nostra realtà, il nostro territorio, e questo naturalmente di questi tempi è un valore aggiunto che mi piace sottolineare. Concludo con un'ulteriore sottolineatura, nel senso che a volte quando si parla di pittura, di arte e simili, sembra che siano cose, come dire, per addetti solo o principalmente per addetti ai lavori. Invece, se pensi un attimo a quella che è stata l'esperienza appunto delle manifestazioni che nel 2006 Piazzolla sul Brenta, ma naturalmente in maniera ancora più rilevante Padova, Verona e Mantova hanno organizzato attorno alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Andrea Mantegna, mi piace sottolineare come invece queste iniziative rappresentino anche l'opportunità per fare riscoprire all'interno dei territori un po' di orgoglio, un po' di senso di appartenenza appunto ad un determinato territorio. Mi riferisco al fatto che a seguito di quella esperienza del 2006 a Piazzolla sul Brenta è nata un'associazione che si chiama Amici di Andrea Mantegna, che si propone l'obiettivo non solo di dare il giusto risalto alle opere e a quanto prodotto da Andrea Mantegna, ma addirittura si propone un obiettivo che devo dire trovo anche entusiasmante per certi aspetti, cioè quello di realizzare una sorta di mostra impossibile, e cioè trovare il modo sia in via virtuale ma anche in via fisica di riprodurre la maggior parte, per quanto possibile, delle opere di Andrea Mantegna in formato digitale, metterle con gli strumenti moderni informatici, per carità magari anche su internet, ma però anche per quanto possibile, quindi sembra che in questo senso qualche contatto con l'assessore e con il dottor Tavaro ci sia stato, e credo di poter dire che da parte loro c'è stato anche dimostrato un certo interesse,
magari raccogliere anche appunto la maggior parte delle opere di Andrea Mantegna riprodotte in formato digitale, raccoglierle dove se non nella città ideale, nella città natale di Andrea Mantegna, e se raccolte nella città natale di Andrea Mantegna, raccoglierle dove se non nel luogo ideale che è appunto quello di Villa Contarini. Ecco, allora il mio voto augurale è che questo progetto che sta portando avanti questa associazione presieduta dal dottor Paolo Toffanin, che è qui presente, che 50 anni fa peraltro si è fatto promotore di un'altra iniziativa che anche allora sembrava impossibile, ma chi non crede nell'impossibile non lo raggiungerà mai. Il borgo natale di Andrea Mantegna si chiamava Isola di Carturo. Per iniziativa dell'allora sindaco Paolo Toffanin c'è stata una proposta del Consiglio Comunale che il Presidente della Repubblica, l'allora Presidente Segni, ha avuto anche poi la determinazione di firmare, e Isola di Carturo è stata rinominata in Isola Mantegna. Ecco, 50 anni dopo quel sindaco si ripropone di andare avanti ancora con queste storie nuove e innovative per la valorizzazione del territorio. Il suo obiettivo, che io sottoscrivo e sostengo con forza per quanto possibile, è quello di arrivare appunto alla riproduzione in formato digitale della gran parte delle opere di Andrea Mantegna e, se possibile, ospitarle in una sala all'interno di questa maestosa villa della quale, ripeto, noi siamo tutti orgogliosi. Buona giornata a tutti.